Linea Belluno-Feltre, Montebelluna-Treviso, da dicembre corrono solo i treni elettrici. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi dedicola a Belluno, l'edizione di mercoledì 1 ottobre 2025, notizia che troviamo a pagina 17 del Corriere delle Alpi. Terminati i lavori di messa in tensione delle tratte, alla fine di questo mese partono i collaudi, poi il servizio sarà a pieno regime. Erano anni che si attendeva la svolta. L'articolo a firma di Francesco Dalmassa. Dal 30 ottobre verrà messa completamente in tensione tutta la linea elettrica sulla tratta Belluno-Feltre Montebelluna-Treviso, poi ci sarà il collaudo e dal 14 dicembre entreranno finalmente in servizio solo i treni elettrici lungo tutta la linea e forse aumenteranno anche i diretti Belluno-Padova, che oggi sono solo 3. Non si sa ancora se verranno mantenuti i diretti Belluno-Treviso, quanti ce ne sono oggi. Non è da escludere che ci sia un cambio a Montebelluna per chi scende o sale da Treviso. In questo caso potrebbe limitarsi a 3 minuti, come ha dimostrato l'elettrificazione da Conegliano a Belluno. Non vengono recuperati chissà quali tempi di viaggio, il guadagno è sulle lunghe distanze con i diretti su Venezia e su Padova, in questo caso intorno ai 5 minuti. I lavori di elettrificazione della linea Belluno-Feltre Montebelluna-Treviso sono insomma ultimati, la conferma arriva da RFI che fa sapere di avere in corso l'autorizzazione alla messa in servizio del tronco da parte dell'ente nazionale ANSFISA. Lo stesso, per intenderci, che presieda la sicurezza degli impianti di risalita. Ebbene, dal 30 ottobre verrà messa in tensione la nuova linea elettrica, un fatto storico. Da fine mese dunque i conduttori elettrici ferroviari tra Treviso e Montebelluna e tra Montebelluna e Belluno dovranno essere sempre considerati sotto tensione a 3600 volt e pertanto dovrà essere evitato qualsiasi contatto diretto o indiretto con gli impianti. L'investimento è di 137 milioni di euro, l'analogo intervento sulla Belluno, ponte nelle Alpi Conegliano, è costato 55 milioni, aggiungendo gli interventi olimpici nelle stazioni di Feltre, Belluno, Ponte nelle Alpi, Longarone e Calalzo si arriva a circa 260 milioni di euro. Il progetto fa parte del piano di elettrificazione delle ferrovie regionali del Veneto, dice RFI regionale, che interessa uno sviluppo ferroviario complessivo di circa 155 km e consiste nella realizzazione di una serie di interventi che si sviluppano lungo la linea ferroviaria esistente ad un unico binario. Feltre, con un investimento di 3 milioni, a Feltre si è provveduto alla riorganizzazione del piazzale a favore delle pedonalità e del miglioramento del livello di connettività e di intermodalità. A Belluno invece sono in corso lavori per 15 milioni di euro, migliorata l'accessibilità con inserimento degli ascensori in banchina e sui 2 fronti di stazione, l'innalzamento dei marciapiedi e l'inserimento dei percorsi tattili, migliorie sismiche e restyling della stazione con nuovi spazi per garantire una maggior comfort ai viaggiatori. Ma interventi si sono effettuati nella stazione di Ponte nelle Alpi e di Longarone. L'articolo appunto è di Francesco Dalmas. Ma rimaniamo a parlare di viabilità leggendo un altro articolo, in questo caso di Paola Dalanese, riferito al trasporto su gomma. Dolomiti Bus cambia l'orario, così migliora il servizio. Trasporto pubblico extraurbano, si cambia l'orario a poche settimane dall'avvio del nuovo orario invernale. Dolomiti Bus ha deciso di mettere mano al programma per venire incontro alle richieste del territorio. Tutte le informazioni potrete trovarle sul sito della Dolomiti Bus. Noi continuiamo invece a sfogliare le pagine del Corriere delle Alpi, notizia invece che interessa in questo caso gli anziani. Il TFR in ritardo per i pensionati pubblici, pioggia di diffide in arrivo contro l'INPS. Decine di bellunesi costretti ad attendere mesi e anche anni per riuscire ad avere quanto dovuto. La denuncia del sindacato dei pensionati della CISL, ma anche dell'associazione Consumatore Adico. Mondo dell'impresa in primo piano, in questo caso il settore giovanile. L'imprenditore 38 anni eletto alla guida del gruppo delle nuove leve: abbiamo la responsabilità di investire nelle leadership moderne. Confindustria Giovani, Darold presidente, più università per nuove imprese. Questa è la sua prima dichiarazione. Per chi ci sta guardando su Facebook o YouTube, ecco uno scatto che ritrae il neopresidente Darold a fianco alla presidente uscente Vascellari. Chi è? Self-made man, da Amuseap alla Ring Group e Archeologia. Michele Darold, 38 anni, socio di Larin Group, è il nuovo presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria. Succede a Margherita Vascellari, che si occupa di risorse umane nelle aziende di famiglia in Sicet di Ospitale. La nomina di Darold è stata ufficializzata durante l'assemblea di ieri, che ha vissuto un momento privato per l'elezione di presidente del Consiglio e un momento pubblico in cui si sono dibattuti temi importanti per il futuro dell'economia provinciale.
Notizie invece adesso che interessano la politica del capoluogo. Il sindaco Conti ok, obiettivi rispettati, la minoranza critica nessuna visione. Approvati a maggioranza il bilancio consolidato e il DUP, Massaro e Olivotto va monitorata sportivamente. Continuiamo con il comune di Belluno. Il comune affiderà la progettazione per sistemare via Gresal, notizia che in questo caso è a firma di Alessia Forzin e interessano le opere pubbliche sempre del capoluogo bellunese. Ma ancora dalla politica di Belluno, Paolo Gamba, superassessore, cancellata la delega al Neve Galla, al vice sindaco tutti i referati che erano di Roccon, patrimonio e demanio passano a Malacarne, il Colle senza referenti, il sindaco assicura resta in capo a me ma nel decreto non c'è. Articolo sempre di Alessia Forzin. Tragedia invece avvenuta nel carcere di Baldeniche, trovato morto nel bagno della sua cella, un 35enne si è tolto la vita e il corpo è stato rinvenuto all'alba di ieri dalla polizia penitenziaria, era nella sezione protetti. Trovato morto nel bagno della cella, un 35enne detenuto nella sezione protetti del carcere di Baldeniche si è tolto la vita e il corpo è stato rinvenuto all'alba di ieri mattina dagli agenti della polizia penitenziaria, allertata dai compagni. Un reparto destinato ai reclusi che non possono essere alloggiati nelle sezioni comuni a causa di condizioni personali, processuali o detentive che li rendono esposti ad aggressioni o discriminazioni da parte della restante popolazione carceraria. È di nazionalità italiana e, secondo le prime informazioni, stava scontando una condanna definitiva per un reato a sfondo sessuale. È il 58esimo caso del 2025 a livello nazionale. A Belluno l'ultimo risaliva a 9 anni fa. Passiamo adesso a Feltre con pagina 23 del Corriere delle Alpi. Zermen dice no all'antenna 5G. Inviata una petizione al comune, il consigliere Cossalter, fatte diverse assemblee pubbliche ma nessuno informa a dovere i cittadini. Niente assemblea dei sindaci, altra notizia che interessa Feltre, la maggioranza respinge la mozione sul giocanido, sarà tutto completato. E ancora notizie brevi dal Feltrino a Feltre, le domande entro il 10 ottobre, gli uffici cercano addetto alla trascrizione di 65 atti di stato civile. Tutte le informazioni sul sito del comune di Feltre. Da Feltre a Fonzaso, venerdì 3 ottobre, Fonzaso in municipio, l'incontro letterario. L'appuntamento è alle ore 17, appunto nella sala del municipio del comune di Fonzaso. Sempre dal Feltrino, Pedavena, Casa Colbe, già divorzio con la direttrice Tania Santi. La professionista era stata nominata in giugno dall'Ordine dei Frati Minori. Niente polemiche, ma non è dipesa da me la scelta di chiudere il rapporto. Santa Giustina, truffatore gabbato dal cliente e poi condannato in tribunale. E ancora uno scatto a Portoria, vince il concorso del Paglia, notizia che ci riporta a Feltre. Il 14° premio fotografico è stato vinto da Stefano Dalmolin, che ha raccontato in bianco e nero la cena propiziatoria del quartiere. Per chi si sta guardando a Facebook, da Facebook o YouTube, la foto vincitrice in questo caso a firma appunto di Stefano Dalmolin. Ancora dal Feltrino siamo a Lamon, il fagiolo di Lamon è senza sede, il sindaco interesse scemato. Acceso dibattito dopo che il consorzio ha disertato il bando del punto verde, bisogna capire se tutti gli attori sono pronti a schierarsi dalla stessa parte. Tutto questo se n'è discusso durante il Consiglio Comunale del Comune di Lamon, l'articolo a firma di Laura Milano. La giunta macagnana aveva depennato il progetto di Casa dell'Agricoltura. Sette Ville, Caorera fa rivivere la magia della festa della zucca. Nel fine settimana si svolge l'edizione numero 30, eventi culinari, ma anche mostre e spettacoli. La presidente Zanella, per noi è un motivo di orgoglio. Continuiamo con pagina 29, siamo a Borgo Valbelluna, si parla di Daniele Pastorello, 3 famiglie attonite per Daniel, indossavi la divisa con onore, la tragedia di Borgo Valbelluna, l'approfondimento è di Gigi Sosso, attesa per l'addio laico a Pastorello, il commissario Ursula Dalben era spirito di servizio e gentilezza. Pastor ha fatto piangere 3 famiglie, la sua a Lentiai, quella dei Vigili del Fuoco e anche i ragazzi del pronto soccorso di Feltre. La notizia della morte di Daniel Pastorello nello schianto di lunedì pomeriggio sulla provinciale 1 della sinistra Piave ha come sfondato le porte del comando di Belluno e dell'ospedale di Feltre, sprofondando tutti in un enorme dolore, perché non aveva neanche 30 anni, ma anche per la stima e l'affetto che i colleghi avevano nei suoi confronti. Terribile per sanitari e pompieri recuperare la salma nel fosso accanto all'Eni Station di via Belluno, dal momento che lo conoscevano di sicuro e magari l'avevano incrociato da poco. La procura non ha disposto l'autopsia
accontentandosi dell'ispezione cadaverica esterna del medico legale dell'US numero 1 che ha constatato il decesso e nelle prossime ore darà il nulla osta. Non c'è ancora la data dell'addio in piazza Lentiai. Nel frattempo rimangono sotto sequestro la Yamaha Tracer di Pastorello e il pick-up Mitsubishi contro il quale si è schiantato. Voltiamo pagina, siamo a pagina 27 del Corriere delle Alpi, notizia che ci porta a Longarone a firma di Enrico De Col, libri, gemellaggi e momenti di riflessione, il programma per l'anniversario del Vajont. Erto e Casso rinnova le bandierine con i nomi dei bambini morti nel disastro, premio I Murazzi ad Aracri e Tommaselli. Ponte nelle Alpi, uno showroom a Peugeot, sabato di festeggiamenti da Manzotti Automobili, ancora a Longarone la fiera e Webi2 SPA stringono un accordo a favore delle imprese. Notizie adesso che ci portano in Val di Zoldo, articolo a firma di Paolo Dallanese, impianti sportivi del ghiaccio da Venezia 3 milioni di euro. Al Palaghiaccio di Val di Zoldo andranno 2 milioni di euro, ad Alleghe 628 mila, a Pieve di Cadore 262 mila euro. I comuni dovranno cofinanziare gli interventi. Ancora da Longarone, in Novatec i sindacati proclamano lo stato di agitazione, partecipate alle assemblee ieri nello stabilimento, Fictem, Femca e Wiltec che ribadiscono disattesi gli accordi occupazionali. E adesso notizie da Cortina, Socrepes, nuova azione legale dei residenti, diffidata all'autorità di bacino, fermi tutto. Lo studio legale Michelan, senza risposte ci rivolgeremo alla magistratura, c'è rischio frane e mancano autorizzazioni, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube uno scatto dall'alto dove si possono vedere i 3 cantieri presenti nell'area di Socrepes e tra loro la spaccatura del terreno. L'articolo a firma di Alessandro Michielli. Lacune istruttorie da parte dell'ente, si doveva valutare l'effetto di più cantieri, devono sospendere i lavori in corso, espongono le persone a rischi evitabili. Queste alcune dichiarazioni che troverete nell'articolo di Michielli. Il sopralluogo, rappresentanze politiche in visita alla pista da bob, stadio e villaggio olimpico. E ancora da Cortina, Graffer cerca operai per costruire impianti, l'annuncio di lavoro. Ancora da Cortina, altro articolo in questo caso a firma di Gianluca De Rosa, Venezia diventa l'aeroporto di Cortina, è a sole 2 ore di viaggio da qui, nuova campagna di marketing nell'area arrivi grazie all'accordo tra il comune e lo scalo internazionale di Save, le immagini delle Dolomiti e lo scoiattolo al ritiro dei bagagli. E ancora Cortina, già disponibile su tutti i canali di Trenitalia, una nuova linea per Padova con 4 corse giornaliere. A Auronzo, grande dolore per Cibi Vecellio, atteso il nulla osta, grande dolore ad Auronzo per Cibi Vecellio. Il falegname in pensione era molto conosciuto in Val d'Ansei anche per la sua attività di guida alpina e gestore di un paio di rifugi del club alpino italiano. Il Carducci in Alta Val Giralba e il Boni sulle Marmarole. La procura non ha disposto l'autopsia sulla salma del 75enne auronzano, è bastata l'ispezione cadaverica esterna del medico legale del SUEM 118 e nel corso delle prossime ore la magistratura concederà il nulla osta alla sepoltura. La data precisa dei funerali dovrebbe essere resa pubblica in giornata. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso invece all'edizione del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia principale, abbiamo un piccolo problema tecnico ma che risolviamo immediatamente. Ovviamente anche il Corriere delle Alpi dedica spazio ai fatti principali trovati anche sul Corriere delle Alpi, ma la notizia principale che troviamo a pagina 2 è la seguente: trasporti olimpici a 4 mesi dal via, non sappiamo nulla. In Consiglio provinciale acceso dibattito sul nodo viabilità, Manusci, sindaca del comune di Pieve di Cadore, sindaci ignorati, ha approvato il bilancio per il 2024. L'articolo a firma di Federica Fant, varate anche 2 somme urgenze per interventi di difesa del suolo a Pradeluni e a Perarolo. La proposta di scorare insufficiente, un pass day hospital, la sosta massima è di 3 ore, Pingitore chiede di riservare alcuni stalli ai pazienti giornalieri. Notizia che interessa il parcheggio dell'ospedale civile San Martino di Belluno. La proposta arriva dal consigliere di maggioranza del capoluogo bellunese Francesco Pingitore. Difficoltà invece per il mondo del commercio, negozi, è un'ecatombe, il centro storico soffre, chiusure, trasferimenti, rinnovo degli interni, troppe saracinesche abbassate. Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno, la città va riabitata, soltanto così le botteghe possono resistere. Un errore aver portato le scuole superiori in periferia, non c'è più un movimento di giovani. A dirlo sempre Paolo Doglione, l'articolo è a firma di Daniela De Donà.
I nodi, ripartire si può, ma bisogna ridurre il costo degli affitti. Cavallare il periodo della pandemia è stata una mazzata e scontiamo anche l'avanzare delle Cormes. Altro approfondimento, in merito alla situazione difficile che stanno vivendo i negozianti, in questo caso della città di Belluno. E ancora da Belluno, articolo di Damiano Tormeni, ricordo di Kirk senza le minoranze, noi fuori dall'aula. Passa all'ordine del giorno di La Grua, ma l'opposizione diserta al dibattito, citazione di Voltaire per l'attivista degli Stati Uniti, penso ai suoi 2 figli rimasti orfani. Partecipate in discussione il caso Bellunum Holding, spacca la maggioranza, notizia sempre dal capoluogo, ad opporsi oltre al PD anche il consigliere Celeste Balcon del gruppo Patto per Belluno. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio al lutto che ha colpito la comunità di Borgo Valbelluna, lutto per Daniel, annullati tutti gli eventi sportivi del fine settimana, comunità affranta per la morte del 28enne in un incidente in moto, il commosso ricordo dell'USL e degli amici del Softair. E vediamo in questo scatto Daniel il giorno della sua laurea, si era laureato in scienze infermieristiche. Ma sempre in merito a Daniel, volontario da 5 anni, per lui la divisa dei pompieri era orgoglio e passione. L'approfondimento è a firma di Eleonora Scartone. Continuiamo invece con le notizie che interessano il feltrino. Pedavena, Schirol, c'è anche la nazionale italiana presentata alla prestigiosa competizione Grand Prix. Sportful era fra gli iscritti, ci sono tutti i migliori fondisti, la squadra azzurra si presenterà al gran completo già pronta per le prove olimpiche in Val di Fiemme. Agordo da Carla Arif compie 70 anni, ora è al lavoro la 4ª generazione. Aperto nel 1955, quando la strada arrivò nella piccola frazione, all'inizio preparava cibo per chi veniva a guardare la televisione. L'intervista a firma di Claudio Fontanive. Ponte nelle Alpi, Manzotti Automobili si rinnova, aperto lo showroom della Peugeot, notizia trovata anche sul Corriere delle Alpi, notizia invece che ci porta a Vigo di Cadore a firma di Giuditta Bolzonello, Laggio a 25 anni dal corso la rimpatriata dei forestali. E anche il Corriere e anche il Gazzettino riporta un approfondimento in merito al lutto che ha colpito in questo caso la comunità di Auronzo, un paese in lutto per la morte di Cibi, penne nere e guide alpine colpite dal dolore per la tragica scomparsa di Piero Vecellio Salto lunedì in un incidente. Una vita dedicata alle cime, e il 75enne era molto conosciuto, stava andando a una commemorazione a Palus di San Marco. Dal Comelico tanti alloggi ma vuoti, il problema casa a Sportello dopo quelli di ieri, in calendario un incontro anche giovedì 9. Zoldo, Alleghi, una pioggia di euro sui campi da hockey, notizia trovata anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. Passiamo invece adesso allo sport, prima di salutarci, notizia che interessa il mondo della pallavolo. Nuova sfida con il Prata, il Belluno vuole crescere. Il team di coach Marzola sta affinando la preparazione in vista del campionato. Mozzato, va migliorata la correlazione muro-difesa, ma siamo a buon punto. Borstolone d'Avia, la Bibbione Run parla bellunese, alta notizia di carattere sportivo sulla distanza delle 10 miglia, il 24enne di Borgo Valbelluna e la Zoldana hanno dominato la scena. E dall'atletica al calcio di Serie C, Masute Piazza, doppio debutto fra i pro, grande emozione. Nicola in campo con Lane Massimiliano anche nel colpo di Crema. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.